costruire mani antropomorfe e tool chirurgici. Sono sottoattuati, per cui hanno un numero limitato di motori, ma conservano allo stesso tempo la destrezza tipica della mano umana. Parte del progetto è la costruzione di un tool chirurgico da essere applicato al Da Vinci Code. Il tool è costituito da 3 dita che hanno la capacità di muoversi e di riconfigurarsi grazie ad una struttura attuata a tendini. Il numero di motori utilizzato è 6, quindi rispetto ai classici tool che sono utilizzati per il robot Da Vinci abbiamo 2 gradi di mobilità in più che servono appunto ad ottenere la riconfigurazione del tool per poter eseguire diversi compiti o gli stessi compiti in maniera più efficace. Il tool è sensorizzato, per cui ci saranno dei sensori di forza sulla parte terminale che consentono di manipolare in maniera sicura organi e tessuti. La misura di forza può essere veicolata al chirurgo utilizzando diversi metodi e uno di quelli che stiamo investigando è quello di fornire queste informazioni attraverso delle immagini che si sovrappongono al monitor attraverso il quale il chirurgo è in grado di osservare la scena, il sito utilizzati da Da Vinci. Non esistono in realtà dei tool che consentono di afferrare e di manipolare degli oggetti, come ad esempio quello che fondamentalmente viene a mancare in laparoscopia e anche nella laparoscopia robotica è la possibilità da parte del chirurgo di toccare e di sentire gli organi. Quindi l'obiettivo è quello di in qualche modo realizzare un tool che possa migliorare quelli esistenti, restituendo al chirurgo la capacità di sentire e di manipolare degli organi seppur non toccandoli direttamente. Abbiamo dei prototipi del tool che non comprendono tutte le caratteristiche, nel senso che la parte sensoriale non è stata ancora inserita, per cui per avere un prototipo finale da poter applicare al robot abbiamo bisogno di altri 3-4 mesi. Abbiamo quindi realizzato degli step intermedi, il concetto c'è, abbiamo tutti il design è terminato, per cui tutte le scelte sono state fatte, di conseguenza dobbiamo soltanto realizzarlo e questo avverrà nel giro di 2 o 3 mesi. La prima realizzazione verrà fatta utilizzando fast prototyping, quindi una stampante 3D, ma che stampa appunto utilizzando materiale polimerico, ma in futuro, cioè nel prossimo futuro, ossia il prossimo prototipo sarà stampato in metallo. Il tool chirurgico che abbiamo realizzato è stato premiato dalla Switch to Product, che è un'iniziativa che è stata intrapresa all'interno del Gruppo Nazionale di Bioingegneria e il premio è stato bandito dal Politecnico di Milano e consiste in uno studio di anteriorità per la sottomissione, per applicare per un brevetto.